gli appuntamenti di sabato 14 giugno. Prima edizione di Santa Sportiva, l'evento continua e trasforma la città in un grande palcoscenico per le società sportive per i giovani e le giovani che potranno cimentarsi in una vasta gamma di discipline. Si svolge ai Giardini Amari di Santa Margherita Ligure. Terzo Festival della Cabannina, dalle 10 in piazza Serra a Serra Ricò, cibo di strada con prodotti del territorio, musica, mercatini e mucche cabannine. Fino al 14 giugno gli autografi di Napoleone Bonaparte sono in mostra alla Società Economica di Chiavari, nell'esposizione a cura di Barbara Bernabò e Maria Simonella allestita nella sala archivi. Gli orari di apertura sono dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, è l'ultima occasione per vederla. Nella sala della Torre Civica di Chiavari c'è la mostra 1930-1970 Campionato del mondo di calcio, visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 si può vedere la mostra collettiva di artisti recchesi Luce nella sala Franco Lavoratori di Recco. Per la 21esima giornata nazionale del naso rosso, l'associazione VIP Camuggi è al chiosco della musica di Rapallo dalle 10 alle 22 con varie attività legate alla clown terapia e al loro servizio. Prosegue il Festival del Paesaggio e del Litorale Sale a Camogli alle 10 dalla stazione Laboratorio Itinerante Verde di Pietre e di Mare, dalle 15.30 Casteldragone e il laboratorio di Rebecca Agnes con scambio di semi, alle 21 nella terrazza Miramare l'incontro Coltivare il Sale. Dalle 10 alle 20 sul piazzale del santuario di Sant'Antonio a Chiavari c'è Tesori di Scarto, l'esposizione di capi oggetti di Anfas, del guardaroba cittadino e del magazzino dei mobili. Legambiente organizza una pulizia del giardino Tito Rosina vicino all'albergo dei poveri di Genova, ritrovo alle 10. Cristina Ferrares presenta il suo libro Fantasmas a Caeneste Mundo allo Zirandea Garden di Chiavari, inizio alle 10.30. Il gruppo Amici della Madonnina di Chiavari organizza l'incontro Malattie Nuove di Zecca con il dermatologo Giovanni Desirello alle 16 nella sala vicino alla chiesa evangelica di Corso Garibaldi a Chiavari. Il Suk Festival in Piazza delle Feste a Genova, alle 16 danze e canti ucraini, alle 21 lo spettacolo karaoke femminista di Monica Nappo. Renzo Baldini presenta il suo libro Il male della guerra a Palazzo Fasci di Sesti Levante, l'inizio alle 16, organizzato dall'Associazione Culturale Oleudo. Asta di quadri del comune di San Colombano Certenoli per finanziare i lavori della sede dell'Avis, alle 16.30 alla Società Economica di Chiavari. Nella Galleria Grasso di Piazza San Giovanni a Chiavari c'è l'inaugurazione della mostra di Grazia Giovannetti, Composizione e Scomposizione, l'inizio alle 17. In occasione del Bloomsday, il giorno dedicato all'Ulisse di James Joyce, nella sala livellata di Via del Pino a Chiavari, il Centro di Cultura L'Agave anticipa la lettura dell'episodio del Ciclope, introduce il professor Massimo Bacigalupo, l'inizio alle 17. Inaugurazione della mostra fotografica di Raffaella Folle I colori del silenzio alle 17.30 a Cella Art and Communication di Santa Margherita Ligure. In occasione dei 140 anni dell'Osservatorio di Chiavari c'è un incontro dedicato alla nuova stazione meteorologica alle 18 all'Auditorium di Largo Pessagno a Chiavari. A Moneglia c'è il primo appuntamento di Tesori di Liguria Moneglia Classica, un'escursione guidata partendo alle 18 dalla piazzetta della Proloco e alle 21.15 alla chiesa di San Saturnino il concerto della soprano Laura Dalfino e dell'organista Claudio Petto. La psicologa e divulgatrice Irene Sanguinetti presenta il suo libro Parliamoci sempre nel giardino dei lettori della Società Economica di Chiavari, inizio alle 18.30. Primo concerto del ciclo Musica in Fiore al Vivaio Il Geranio di Rapallo, alle 18.30 il pianista Daniele Martinelli propone musiche di Micheletti, Chopin, Rachmaninoff e Prokofiev. In piazza Sant'Anna a Genova c'è il terzo appuntamento della rassegna Musica Sant'Anna, alle 19 il concerto Due Vocaciones con Martina Biondi e Pietro Locarno. Ai Bagni Liguria di Sesti Levante c'è l'incontro Navigare la politica con la vice sindaca di Recco Edvice Fanin, la presidente del municipio 1 di Genova Simona Cosso, il sindaco di Santa Margherita Ligure Guglielmo Caversazzi e il consigliere comunale di Sesti Claudio Muzio, l'inizio alle 19. All'interno della sagra dei quartieri di Recco, torneo di calcio a 5 nel campetto Valle Verde inizia alle ore 19. Per i 35 anni di Mauri Sport c'è uno spettacolo di ballo in Piazza della Libertà a Lavagna, inizio alle 20, a seguire ballo libero con l'orchestra di Fabio Cozzani. Alla pasticceria Marré di Santo Stefano d'Avito c'è il concerto Da Faber al Cielo con Gianluco Rigone che suona pezzi di De André, inizio alle 20.30. All'interno del 50° Festival della Polifonia del Folklore al Santuario di Sant'Antonio a Chiavari c'è il concerto del Salterio Corale, inizio alle 21.